Buonasera amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Mauro Farris vi giungono da Settimo San Pietro. Sta per andare in scena la finale Ultra, 34esimo campionato interprovinciale Libertas tra l'Audax e la Fly Divani Monserrato. Ne piazza ben 4 in barriera Andrea Pala. Si tende solo il fischio dell'arbitro Anedda, finta di distinto, conclusione traversa qui spaccata dal calciatore della Fly Divani. Lungo Vercelli trova però l'ottimo intervento di distinto con Farci che dà uno sguardo alla porta, poi cerca in verticale Pirodi che alla fine in qualche modo rientra in contatto con il pallone. Ancora Pirodi, finta, poi destro in porta, la parata di Pala, poi stava arrivando anche Camedda, alla fine Pala ha subito forse anche carica. Leschio, De Sì, centralmente palla che diventa buona per il numero 16 dell'Audax che prova a fare tutto da solo. Reclamano penalty i biancoverdi con l'avanzata tentata dal numero 16 dell'Audax. Camedda, palla a cercare Pirodi che può tenerla in campo, va via con un sombrero. Pirodi al centro, cosa? Si è divorato Turri davanti alla porta, opportunità gigantesca per la Fly Divani. Il numero 14 dell'Audax, altra sgasata qui, palla a rimorchio con l'uscita di Dalpadulo a neutralizzare, ci ha provato Muscas. Alla fine si propone vicino a lui un compagno che mette un cross sul secondo palo. Opportunità enorme per l'attaccante con la 19 della Fly Divani. Il trequartista della Fly Divani con Astolfi che centralmente cerca Muscas, colpo di tacco. Ma alla fine Anedda fischia 3 volte, si andrà ai calci di rigore per assegnare il titolo di campione in questa finale Ultra. E sul dischetto il primo calciatore della Fly Divani che riesce a segnare il primo penalty. Si tratta di Felice Fallaguerra che dunque porta in vantaggio ufficialmente la Fly Divani Monserrato. E dunque Sanna contro Dalpadulo. Parte Sanna che spiazza Dalpadulo e pareggia i conti 1-1. Secondo rigore per la Fly Divani. Pirodi aveva intuito Pala, ma è stato chirurgico il numero 16 della Fly Divani che torna avanti. Fischianedda. Parte Vercelli, anche in questo caso intuisce Dalpadulo nell'angolo di sinistra, ma anche in questo caso è stato bravissimo Vercelli a piazzare perfettamente il colpo e a fare soprattutto 2-2. Camedda contro Pala. Fischianedda a parte Camedda. Aveva intuito anche in questo caso il portiere dell'Audax, palla sotto le braccia. Parte Astolfi per un nulla dal Padula. 3-3. Parte Ledda che spiazza totalmente Pala e riporta avanti la Fly Divani Monserrato. Rossi contro Dalpadulo. Parte Rossi, rigore perfetto sotto il 7 ed è 4-4. Parte Manunza che spiazza totalmente Pala e segna anche il quinto calcio di rigore per la Fly Divani Monserrato. Fischianedda va Leschio all'angolino, chirurgico anche lui, 5 pari, allora si va a oltranza. Parte Turri, intuisce ancora una volta Pala, ma la palla è ancora in rete, 6-5. Parte Branca dal Padulo, para il calcio di rigore dal Padulo, ma attenzione perché è da ripetere, l'assistente indica che il portiere
ha lasciato la riga di porta con entrambi i piedi e allora il rigore di Alessandro Branca è da ricalciare. Ultime raccomandazioni, allora è di nuovo Branca contro Dal Padulo. Parte Branca che stavolta non sbaglia e pareggia i conti per l'Audax. Siamo 6-6. Fischia Nedda, parte Marci e la palla incredibilmente finisce in porta. Un rigore terrificante che comunque riesce a trovare la via della rete. Parte Setsu, anche lui a bucare Dal Padulo. Siamo 7 pari. Non finisce più a Settimo San Pietro. Parte Manni, pala neutralizza. Errore della Fly di Vani Monserrato e allora l'Audax ha il match point. Parte Adamo e il titolo di campione di questa finale ultra interprovinciale Libertas va all'Audax che batte la Fly di Vani Monserrato